Ieri stavo bene, Ieri. Oggi no, oggi ho l'influenza. E ieri non mi sono neanche spogliata perché faceva tanto caldo, ma ho detto non mi spoglio perché poi mi ammalo. Io non mi sono spogliata, però sono in condizioni che ho un mal di gola di quelli, ma proprio un mal di gola che non avevo da tantissimi anni, una roba del genere. Non so, sarà anche forse una tonsillite, non lo so, non ne ho la più pallida idea. Potrei andare dal medico, ma non ce la faccio. Franz stava tagliando legna, non mi va di interromperlo perché è importante, perché poi mettono brutto tempo, quindi ho la schiena a pezzi. Sapete quando si ha anche quel fastidio solo a sfiorare la pelle e fa male, tipo, ecco, una cosa del genere. Che capelli ho? E ho questo forte mal di gola che è una cosa che veramente non provavo da tantissimi anni. Poi prima di venire a casa, stavo per uscire dall'ufficio, mi sono presa una tachipirina perché sentivo che avevo già la febbre. E, e niente, prima avevo 37,6. Però mi sembra di averne molta di più, in realtà non è alta, però cioè, mi butta tanto giù, anche poche linee mi buttano tanto giù, una volta non ero proprio così, invece adesso è sempre, cioè, sempre peggio, nel senso che anche solo 37,3 io le sento quelle 3 linee. Per fortuna domani, essendo festa, sarò a casa perché non sarei riuscita, cioè non sarei andata al lavoro io ve lo dico, sarei rimasta a casa. Breve storia triste. Sono a letto con 38,4. Yuppi! Sono felice. Anche no. Sono sempre peggio. Devo ancora prendere la tachipirina. Stamattina non l'ho ancora presa perché sto avendo tanta nausea. Ho dormito malissimo. E ho tanto mal di schiena, male alle gambe, male ovunque. Prima avevo 38. Stanotte ero arrivata, o stamattina, non lo so, ero arrivata a 37,2 e poi è salita di nuovo e via. Che influenza, ragazzi. Io erano anni che non prendevo una cosa del genere, ma non scherzo se dico 20 anni, 15-20 anni, che non mi ammalavo così. Faccio fatica, molta fatica a bere ed è un problema perché la cistite è dietro l'angolo, quindi devo sforzarmi di bere, ma con questa nausea mi è molto difficile. Rieccomi. Allora, faccio ancora fatica a parlare perché ho la gola che è ancora KO, ho una grossa infezione, un'altra. Niente, ho vinto altri 7 giorni di malattia, quindi altri 7 giorni a casa. Rientrerò al lavoro giovedì prossimo. Io avevo tante cose da fare al lavoro e niente. Sono stata male anche di stomaco stanotte. Ho avuto una nausea finché alla fine sono riuscita a vomitare. Ma cioè, non è bello da dire, ma... E poi vomitato, ho dormito meno di un'ora. Ho un mal di gola. Meno di un'ora. E dopo mi sono svegliata perché avevo di nuovo la nausea, talmente forte che mi ha fatta svegliare. E lì di nuovo ho detto no, di nuovo, sono stata sveglia non so quanto. Cioè non ho dormito niente. Ho dormito più questa mattina perché poi a una certa ora ho preso, qua ho aperto tutto, sono andata di là in camera, cioè poi ho richiuso e sono andata a dormire di là in camera e lì sono riuscita a dormire ma a singhiozzi. Un'oretta, poi un po' meno, poi mi risvegliavo. Però alla fine è così, dai. Io sono convinta che comunque già domani starò un po' meglio, forse, spero. Quindi spero andrà sempre meglio. Adesso a pranzo ho fatto la pasta. Ieri non ero in grado di fare niente, infatti mia mamma gli aveva preparato il pranzo. E
Ieri sera si era fatto lui da mangiare e oggi gliel'ho fatto io. Io mi sto facendo delle patate lesse, semplicemente patate lesse per provare a mangiare qualcosa perché è da martedì mattina che non mangio e oggi è giovedì. Ho perso altri 2 kg, chiaramente non mangiando. Ho bevuto pochissimo ieri perché ho avuto praticamente tutto il giorno nausea e eruttavo sempre, anche stanotte eruttavo sempre finché poi ho buttato su il nulla, ma insomma dai. Ieri avevo talmente mal di gola che dovevo tagliare le pastiglie di tachipirina in 2 per mandarle giù, perché ero veramente in condizioni pietose. Adesso oggi mi sto sforzando di bere, infatti ho bevuto già abbastanza, rispetto a ieri assolutamente ho bevuto tanto. Ho ancora mal di schiena, ho sofferto tantissimo di mal di schiena, io non sapevo più come mettermi anche ieri. Oggi sta un po' meglio, però ho avuto tanto mal di schiena, ma è l'influenza che fa così, quindi niente di preoccupante. Comunque credo mi uscirà il raffreddore, perché ho la voce tanto nasale. E basta, questo è l'aggiornamento. Oggi è sabato, sono ufficialmente piena di raffreddore, non poteva mancare. Ho molto meno mal di gola di ieri, ma ho raffreddore e tosse secca. E la tosse non ce l'ho sempre, ma parecchio fastidiosa, perché quando prende poi non smetto più. Comunque sto preparando il pranzo alle 2:15, ma dai, come al solito insomma. Ho fatto un disastro, allora qua, siccome mi avanzava della roba, ho fatto dei burger di zucchine e ricotta, li ho fatti proprio burger, mentre qua invece nella friggitrice li ho fatti un po' più grossi, un po' più a polpette schiacciate, ecco, non so come definirli. Comunque questi poi li cuocio e li metto via in congelatore e niente, adesso devo pulire questo disastro. Cioè, io non so, sarà che ho solo questo pezzettino di cucina per poter fare le cose, però faccio un casino ogni volta. Non oso immaginare se avessi una cucina enorme. Il raffreddore sta andando avanti, per cui ho questo orecchio tappato, non sento niente. Mamma mia, che condizioni, ragazzi. Anche se fossi voluta tornare a lavorare, non ci sarei riuscita. Comunque, sono le 19:25 quasi. Livia sto preparando delle verdure, non riesco neanche a parlare. E ho le polpette sì, che vi ho fatto vedere per stasera. Polpette, hamburger, non so come volete chiamarli. E c'è un bellissimo sole in questo momento, wow! È freschino, però c'è questo bel sole, che meraviglia. Questa è l'ora che preferisco perché è l'ora del tramonto, è proprio l'ora più bella. Vabbè, si vede male col telefono. Quell'ora più bella. Alla fine si è, diciamo, quasi rasserenato il cielo, però non hanno previsto bel tempo i prossimi giorni. Vabbè. Ho il naso che cola di continuo adesso. Poi inizia a pizzicarmi tutto, quindi vabbè. No, non sta ancora cuocendo a pressione, ci vuole un po'. L'ho riempita praticamente tutta la pentola, quindi non so neanche se i minuti che ho messo andranno bene o meno. Qua Franz sta mettendo via legna. Ahimè, deve arrangiarsi questa volta perché io non sono in grado. Io devo solo riposare, basta. Almeno ancora per 3 giorni, 4 anzi. Devo stare a riposo totale. Più o meno, poi se vedo che sto meglio, insomma. Io non è che... Cioè, a me non piace tanto stare così ferma. Faccio molta fatica. Io ho bisogno di fare. Però alla fine, come mi avete scritto in tanti, il corpo ha bisogno di recuperare, perché altrimenti ti presenta il conto. Ecco, me l'ha presentato
me l'ha presentato, ecco. E niente, stasera penso mi farò una bella doccia in modo da rilassare anche un po' il corpo sotto l'acqua calda. E niente, da qua non sento niente. Ci sentivo di nuovo oggi, adesso è tutto tappato di nuovo. Ma vabbè, sto sistemando un po' i video, e quindi sono qua al computer. Sto un po' editando video, un po' decidendo quando metterli. Mi dispiace che voi vediate tutto in ritardo, estremo ritardo, però alla fine io mi trovo molto bene a far così, anche se c'è magari, che so, non dico un mese di ritardo, ma insomma io mi trovo molto bene a programmarvi così i video, perché nel frattempo ho tempo di registrare ancora e di editare, caricare e andare avanti così con la programmazione senza lasciare il canale vuoto. E quindi, anche se non è il massimo perché non è in tempo reale, cioè voi non vedete i video in tempo reale, però alla fine io mi trovo molto bene a fare così. Vero Pepe? Vero Pepe? E Pipo? Mm? Comodo il signorino, vero? Sì, fai le fusa tu. Sì, sei bello. Alfa è tornato dal veterinario, non vi aggiorno anche perché io adesso non vado più su e quindi almeno fino a mercoledì non andrò più su, cioè non andrò su, quindi mamma mia. Comunque mia mamma lo sta riportando da veterinario, non so quando vedrete il video come sarà la situazione. Comunque l'occhio è ripeggiorato di nuovo, è venuto fuori che è stata colpa di mia mamma perché non ha più messo la pomata, la medicina, ma loro non l'avevano specificato che avrebbe sempre dovuto mettergliela, sempre, cioè per sempre, e quindi mia mamma non l'aveva più messa e, e l'occhio è peggiorato subito, in qualche giorno e niente. E cos'altro, niente, quindi sta andando al veterinario, è andato l'altro ieri, è andato oggi, 3 volte sta settimana forse, non mi ricordo, non mi ricordo, comunque è sempre dal veterinario e deve tornare e niente, ahimè, ha avuto anche qualche problema di cedimento delle zampe, ma boh, non si sa. Non si sa, adesso mi soffio il naso e ci sentiamo probabilmente domani, che per me sarà domenica. Mi tocca andare. Non ho neanche provato la febbre. Oggi l'ho provata forse stamattina e basta, non l'ho più provata. Ma non credo di averne. Oddio, non lo so. Oggi sono stata molto più attiva, non sono stata a letto, quindi forse potrei anche averne. Non mi sono fermata come gli altri giorni e non ho fatto sforzi, assolutamente, però sono stata un po' più attiva, ecco. Quindi magari adesso me la provo, nel frattempo che aspetto che cuociano le verdure. E basta, ci risentiamo, ci rivediamo.